Stiamo raggiungendo il luogo di pesca perché questa giornata si chiama Fishing Experience ed è questa maniera per provare ad essere pescatori professionisti. Quindi faremo una calata con le reti tipiche che si chiamano le barracuda perché sono di nylon e sono invisibili al pesce. Si cala la rete, si fa dei giri attorno alla rete per spaventare il pesce che va a incastrarsi nelle maglie della rete, dopo lo tiriamo su. Duro a zero. Pesce! Bello! Il cefalo macchia gialla, è l'Otregan, è la varietà più buona del cefalo perché ha tante specie, sottospecie di cefalo. C'è l'Otregan, la polpina, la posega, il savolo. Questo qui è una delle qualità migliori, nasce appunto a vive in questi ambienti fangosi, secchi di nuovo. Voi avete mai visto un casone, signori? Vedrete che è un'emozione anche questa. È veramente una caratteristica della zona lagunare qua di Marano e soprattutto della cultura lagunare perché qui ci vivevano da una settimana di fila, dal lunedì al sabato. I pescatori arrivavano, vivevano, mangiavano, dormivano, qua avevano le reti, la loro vita si svolgeva qua perché i motori è pochi anni che sono stati messi nelle barche e quindi era dura venire su e giù da Marano con i remi, con la vela e dormivano qua una settimana. Tutto fatto in paglia, vedete i tetti molto spioventi, così l'acqua scivola via e non ha il tempo di filtrare all'interno. Una volta non c'erano i camini, le canne fumarie come si vedono adesso, il fumo usciva filtrando attraverso la cannuccia. Vedete qua tutto è pesca. Le reti, le ancore, le nasse, queste sono per le seppie, tutto è pesca. Qua dormivano? Qui ci dormivano, sì, infatti ci sono ancora le brandine, ancora ci dormono perché quando c'è la luna giusta, che è il momento giusto per andare a pescare, bisogna fare la notte, dormire un'ora e via a vedere le reti, torna qua, viene usato come punto, come base d'appoggio, no? Per le attività. È questa vita così di pesca, di pescatori, il casotto dei pescatori, il rifugio dei pescatori.